Organizzazione interna, giusto valore alle risorse e alleanze in rete con altre imprese. Temi d'attualità di cui parliamo al microfono con l'ingegner Giorgio Zanchetta, presidente e maggiore azionista di Anodica Trevigiana SpA, un'azienda che produce componenti decorativi per elettrodomestici con sede a Codognè. Anodica si preoccupa di fare il vestito degli elettrodomestici aiutando i clienti a definire materiali e tecnologie per realizzarlo al meglio. Non ho mai visto aumenti di questo tipo in tempi così rapidi, ma nemmeno arrivare il metallo a questi valori che ha assunto oggi. C'è il tema dell'energia, che anche quello è esploso, e quindi in una prima fase questa cosa si è manifestata essenzialmente in carenza di materie prime 2021 e difficoltà di negoziazione continua con fornitori e clienti. Adesso il problema che pensavamo si quietasse nel corso 2022, in realtà con il problema della guerra Russia-Ucraina è nuovamente riesploso a livelli inaspettati e molto critici per la sopravvivenza delle imprese e la continuità della produzione. È una rete di impresa che è attiva da molti anni ormai, fra aziende del territorio. Parliamo di aziende che lavorano in parte nell'automotive, in parte nell'elettrodomestico, in parte nello sport system, che tutte però sono unite dall'obiettivo di lavorare il meglio usando metodi migliori possibili con persone più preparate possibile, perché affrontano tutte dei mercati molto difficili. Il mercato assunto a riferimento è quello dell'automotive. Ecco, queste aziende, che poi sono Lucchese, FMB, La Futura, RIC e Anodica, ecco, si occupano appunto dagli stampi alla plastica, al carbonio, all'alluminio come noi, sempre di parti o attrezzature che riguardano prodotti che hanno un certo rilievo sull'aspetto estetico e soprattutto accomunate da imprenditori che hanno voglia di lavorare al meglio, con qualità e con i migliori prodotti che si possano trovare sul mercato. Allora, nei vari anni abbiamo seguito vari temi. Il tema più importante è cominciato qualche anno fa, quando ci siamo resi conto che lavorare da soli è praticamente oggi impossibile. Quindi già qualche anno fa abbiamo cominciato a renderci conto che un buon lavoro è un lavoro fatto con sincronia rispetto ai colleghi, cioè come se si facesse un ballo di gruppo dove bisogna stare attenti ai passi che si fanno, ma anche andare a tempo con chi sia a destra o a sinistra, avanti o dietro. Quindi è molto importante non solo lavorare, ma tenere d'occhio gli altri cosa fanno intorno a noi ed essere utili agli altri intorno a noi. Allora il lavoro funziona. Questo un po' di anni fa. Poi abbiamo cominciato a parlare, non basta più la sincronia, serve anche una certa capacità di adattamento, quindi la capacità di prendere i fenomeni esterni che colpiscono l'azienda, che poi impattano necessariamente anche all'interno, prenderli per quello che sono e cercare invece noi di cavalcare l'onda e stare sempre pronti ad adattarci alle situazioni che capitano. Ecco, questa cosa è stata molto difficile perché avevamo persone abituate magari da tanti anni a fare sempre le stesse cose nello stesso modo e cercare di adattarsi significava uscire un po' dalla comfort zone e cercare di imparare qualcosa di più. 2022 abbiamo detto non ci basta più semplicemente adattarsi, bisogna diventare molto flessibili, ma per diventare flessibili non basta solo l'atteggiamento, la buona volontà, ci vuole anche la competenza, cioè bisogna saper fare più lavori, bisogna saper coprire più ruoli, essere più profondi nel proprio lavoro, non sapere solo fare la superficie ma anche fare le cose un po' più difficili, tipo non so, l'operaio non può più fare solo il conduttore di una macchina, deve fare anche l'attrezzista, deve fare anche il manutentore, cioè bisogna saperne un po' di più di tutto. Nella sua azienda quanti sono le persone, i collaboratori? Abbiamo quasi 80 persone noi oggi in azienda, circa metà donne. Abbiamo da poco cominciato a superare il tabù che, non so, il meccanico è uomo e la confezione invece la fanno le donne. Ma questo tema dell'adattabilità e della flessibilità richiede che se uno è in una certa linea di produzione dove si fanno sia meccanica che confezionamento, deve saper fare questo o quello, che sia uomo che sia donna. Qual è l'identikit della persona che lei vorrebbe poter assumere domani?
Beh, le persone che noi vogliamo assumere domani sono quelle che rispondono ai valori di Anodica. Io penso che non è importante cosa uno sa fare, ma soprattutto quali sono i valori che ha, perché altrimenti poi nel lavoro, dovendo essere sincroni, adattabili, flessibili, bisogna capirsi a schiocco di dita. Capirsi con gli altri a schiocco di dita vuol dire sentirsi con gli stessi valori. Per noi, ad esempio, è centrale il cliente. Quindi avere un senso del cliente sia fuori che dentro in azienda, e ogni nostro collega è un nostro cliente quando lavoriamo, Sì. perché non lavoriamo mai per noi stessi, lavoriamo sempre per qualcuno che prende il nostro lavoro e poi finisce il cliente. Quindi bisogna avere grande senso del cliente, e quindi attenzione a capirlo, ascoltarlo e soddisfarlo. Poi grande rispetto per le persone. Per noi le persone sono fondamentali. Vogliamo che le persone dentro siano non solo rispettate ma valorizzate, perché costituiscono il centro e la forza della nostra azienda, che noi siamo in un mondo occidentale ad alto costo del lavoro, diciamo così, quindi le competiamo in Europa, ma competiamo con concorrenti che lavorano in paesi dove il costo del lavoro è minore, quindi noi dobbiamo far leva molto sulle nostre persone, sulla loro passione, sulla loro intelligenza, e questa cosa qua ci porta a essere molto attenti alle persone. E poi lavorare in squadra. Non ultimo, diciamo, uno dei nostri 6 valori è fare più con meno, quindi per noi è fondamentale essere solutivi, quindi una persona che viene a lavorare da noi deve essere una persona solutiva, non che al primo problema diventa lui il problema, ecco, cioè deve essere uno che aiuta a risolvere i problemi, che non si scoraggia, che li affronta con energia e che li affronta con potenza, cercando di coinvolgere i colleghi nella soluzione. Ecco, questo è quello che noi cerchiamo nelle persone.